È il primo alimento con cui l'essere umano viene nutrito, stiamo parlando del latte, spesso però non ci rendiamo conto della sua importanza. Per questo motivo oltre 30.000 bambini di 238 scuole primarie di tutto il Veneto sono stati coinvolti in queste settimane in una campagna di educazione alimentare sul consumo di latte, finanziata dall'Unione Europea e realizzata dal Ministero delle Politiche Agricole con la collaborazione territoriale della Regione Veneto e della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Un progetto strategico importante perché permette a questi bambini di età da 6 agli 11 anni di entrare in contatto con la realtà della produzione del latte ma anche della filiera del latte, quindi praticamente toccare con mano quello che succede, quella che è la genuinità di un prodotto, qual è il percorso, e quindi è anche una cosa culturale perché i bambini cominciano a capire non solo il significato dei prodotti naturali per la loro alimentazione, quindi è una cosa di insegnamento, ma anche capiscono il valore della filiera e il valore della genuinità del prodotto. Il progetto, che ha visto i piccoli alunni veneti coinvolti in laboratori didattici e degustazione di ghiotte, merende e prodotti caseari, si è concluso con una visita alla fattoria Il Flauto Magico di San Giorgio in Bosco, dove i bambini hanno potuto vedere come vengono munte le mucche, primo passo della produzione del latte. Il latte è una preziosa risorsa perché è ricco di vitamine, è quello che in gergo viene definito un prodotto ad alta densità nutrizionale. In Veneto inoltre il latte è anche un'importante risorsa economica del comparto agricolo. Ricordo che il Veneto è la quarta regione per produzione di latte a livello nazionale, con più di 12 milioni di quintali di latte prodotto e circa 3.000 stalle, quindi che danno alla nostra regione 400 milioni di prodotto lordo vendibile, quindi insieme al buon latte prodotto in Veneto certificato che va a far formaggi DOP ma anche essere sulle nostre tavole con dei marchi di qualità importanti e dei controlli essenziali.